Continuiamo il TG e sentiamo cosa pensa la gente del passaggio di Amadeus dalla Rai alla 9. Scusi, signora? Dico a lei, sì. Le posso fare una domanda? Ecco, come commenta il fatto che Amadeus dalla Rai sia passato alla 9? Davvero? E mi dispiace, però ai 9 non posso vederlo perché ai 9 faccio i mestieri. No, ma signora, guardi, la 9 è l'emittente. Ma qua è emittente, mi non mia mandare una lettera, non so mia emittente mio. Ma per emittente si intende la televisione. Oh signor, vuoi vedere che adesso qui invece che scartare i pacchi e li tira? Mamma mia. La vedo preoccupata, signora. Ma sia, perché una volta ho fatto il concorso per fare la ballerina d'Amadeus alla Rai e mi ha detto, le faremo sapere, nel passare 3 anni mi sono ingrassata, però mi adesso sono a dieta, ciò. Ah, sì, sono a dieta. E scusi, non vorrei essere indiscreto, ma che dieta sta facendo adesso? Ah, mi pare diete che ho fatte tutte. Una volta facevo la dieta a punti che c'avevo qualche tazzina così. Dopo che ho fatto la dieta a zona, un disastro perché dovevo mangiare l'antipasto a Treviso e il primo a Moian e il secondo a Mestre o a Sala. E dopo ho fatto la dieta Ducan, ma anche qui a Sala perché mi pareva una bestemmia. E adesso? Adesso faccio la dieta del fantino, ma no, aver sbagliato qualcosa perché il fantino diventa sempre più magro e mi sempre più grossa. No, signoretto, se mi sta che adesso vado a mettere su, è il musetto coi trippe. Scusi signora, ma non aveva detto che era a dieta? Sì, ma un qua tocca le proteine e ora musetto e trippe. E dopo però mi bevo un caffè di quei forti e che metto dentro è il Dietor.